Cari telespettatori, ben ritornati insieme con noi in collaborazione con i comuni del Veneto, ANCI Veneto. Allora abbiamo con noi in studio i sindaci, siamo in diretta, quindi potete telefonare, potete mandare i vostri messaggi. Sindaci, primi cittadini coinvolti nell'amministrazione del territorio e figure estremamente vicine, come ben sapete, a tutti quanti voi per cercare di risolvere con le poche risorse a disposizione i tanti problemi che si presentano. E allora adesso che li abbiamo in studio approfittatene quando ci fate le domande, che ci mancano invece i sindaci, e ve li presento subito. Sindaci e non solo, anche consiglieri di comuni. Gino Pante, presidente della consulta Piccoli Comuni, grazie di essere qui con noi. Giancarlo Piva, ben ritornato, sindaco di Este, capogruppo del PD, sempre per quel che riguarda il direttivo dell'ANCI, grazie anche a lei, e Marco Zecchinato, sindaco di Orgiano, in provincia di Vicenza, del direttivo dell'ANCI. Grazie anche a lei. Allora, ci sono diverse questioni che andremo a capire meglio. Com'è la situazione, come si va a configurare la situazione della finanza locale, quindi che riguarda i comuni? Si è detto tantissimo, adesso poi con il governo Renzi si vogliono dare delle precise direttive, delle indicazioni per poter anche cercare di creare, muovere l'economia territoriale, ma che cosa si sta facendo? Cominciamo con lei, poi facciamo il giro. Ecco, veniamo tutti e tre insieme da un incontro del direttivo di ANCI Veneto con i sottosegretari e i parlamentari del Veneto. Era presente in particolare il sottosegretario Baretta, il sottosegretario Degani, il sottosegretario Zanetti. Baretta si occupa all'interno del Ministero del Tesoro, dell'Economia, si occupa delle problematiche della finanza locale. Che cosa abbiamo chiesto al governo? Abbiamo chiesto cose che per noi sono ormai tanto semplici nel senso che sono condivise da tutti i sindaci del Veneto di qualsiasi posizione politica. Abbiamo chiesto cioè che le tasse pagate dai comuni, dai nostri cittadini, che sono le tasse comunali, la Tasi, l'IMU, restino all'interno delle casse comunali. Sembra una cosa scontata, ma oggi non è così, perché per esempio l'IMU che viene pagata dai proprietari di fabbricati produttivi, dalle fabbriche, dai laboratori artigianali e quant'altro, va direttamente allo Stato. Noi chiediamo allo Stato di applicare l'autonomia, di applicare il federalismo vero, cioè non chiediamo più soldi dallo Stato, però chiediamo che lo Stato lasci i soldi dei nostri cittadini che pagano sui patrimoni immobiliari di questi cittadini, li lasci all'interno dei nostri comuni. E chiediamo che ci sia un fondo perequativo all'interno del Veneto, un fondo perequativo regionale l'abbiamo chiamato, cioè ci sono delle situazioni in cui ovviamente le realtà dei nostri comuni sono diversificate, ci sono realtà di comuni solo residenziali, realtà di comuni dove ci sono fabbriche, laboratori e ovviamente servono anche delle compensazioni. Chiediamo che queste compensazioni si facciano a livello regionale. Sono richieste, se vogliamo, semplici, però richieste che i sindaci del Veneto, gli amministratori del Veneto, tutti insieme stanno facendo a una sola voce, e chiediamo anche che su alcuni temi del patto di stabilità, e cioè i lavori sulle scuole, gli interventi sull'assetto idrogeologico, siano tolti dal patto di stabilità, cioè possiamo spendere i soldi che abbiamo, non chiediamo di fare debito, non ci interessa fare debito, i comuni del Veneto sono tra i comuni meno indebitati d'Italia, ecco, chiediamo almeno di spendere i soldi che abbiamo. Che cosa vi è stato risposto? A parte, vabbè, di là delle parole politiche, ecco, politiche di convenienza, cosa avete percepito più che altro della risposta? Diciamo che ci sono venuti quelli che in questo momento mi sentirei di chiamare alcuni segnali. Sicuramente la disponibilità ad aprire un dialogo diretto fra il governo e i sindaci del Veneto sui temi che abbiamo posto. Fino a ieri questa possibilità formalizzata non c'era, ci sembra un piccolo passo avanti. Quindi è stata formalizzata questa richiesta? La disponibilità del sottosegretario Baretta di aprire un tavolo di confronto su questi temi specifici sui sindaci del Veneto. Un altro segnale, il segnale che nell'obiettivo che ha il governo nel giro di 2-3 anni di superare il patto di stabilità. Ecco, questo a me sembra... In generale o solo relativamente alle cose che lei rispetto agli enti locali. È chiaro che su questo questo obiettivo deriva anche dall'obbligo dello Stato di arrivare al pareggio di bilancio dello Stato. E è diciamo, un percorso che su questo obiettivo si può inserire.
Non pensiamo però di calare diciamo, la tensione noi su questo, non possiamo dire ci fidiamo di questi segnali. La nostra presenza, il nostro sollecito al governo va avanti da oggi stesso, insomma, quindi mai abbassare la guardia. Sì, beh, ricollegandomi a quanto ha detto il collega Piva di Este, abbiamo parlato appunto stamattina con i rappresentanti del governo, quindi i sottosegretari e nello specifico il sottosegretario Baretta ci ha assicurato che sarà al nostro fianco aprendo appunto questo tavolo tra governo, istituzioni, rappresentanze dei sindaci, dove sarà l'ANCI l'interlocutore principale. Ha parlato anche di superamento del patto di stabilità. Il patto di stabilità è quello che molto probabilmente tanti telespettatori ne sentono parlare, ma non tutti sanno cos'è. È ciò che impone ai comuni a non spendere magari denaro che hanno in cassa, in termini così, in due parole. Quindi superamento del patto di stabilità, e quindi cos'è che vuol dire? Vuol dire anche che chi avrà il pareggio in bilancio potrà spendere il proprio denaro. Abbiamo avuto appunto una disponibilità massima, speriamo che non restino parole sul tavolino. Da tanto sentiamo parlare di, come ha detto il collega, di federalismo fiscale, che è quello che servirebbe a far sì che il denaro tolto dalle tasche dei cittadini dalla propria comunità venga reinvestito nel proprio territorio. Ci auguriamo che non rimangano sempre e comunque parole. Ecco, però la tendenza generale che si percepisce è quella di un centralismo molto più spinto, e quindi è questo che non si riesce. Come vanno a conciliare queste richieste anche ben precise di carattere economico, che hanno tutti i tipi di giustificativi, che potrebbero anche muovere l'economia territoriale, tutto quel che si vuole, contro invece delle azioni che portano in senso contrario. E dopo c'è un'altra domanda che riguarda appunto, perché voi avete fatto un'istanza veneta, però bisogna vedere le altre regioni come si pongono. Sì, beh, direi che, ricollegandomi a quanto detto dai colleghi in precedenza, ormai è abbastanza chiaro, è una voce unanime, che in questi anni i trasferimenti sono stati ridotti e sono aumentate le imposizioni, per cui i comuni di fatto, con l'avvocare a sé da parte dello Stato di parte delle risorse attraverso le imposte, ha comportato una minore diciamo, entrata da parte dei comuni, di conseguenza anche, oltre a questo, un minore trasferimento dello Stato, e per cui l'impossibilità dei comuni, quasi l'impossibilità di garantire i servizi ai cittadini. Ecco, queste azioni, pensiamo all'anno scorso, 30 centesimi a metro quadro della tassa sui rifiuti, che poteva essere ancora TARSU o TARES, andava appunto allo Stato. Parte dell'IMU è andata allo Stato, è ancora irrisolta la faccenda dei fabbricati produttivi, è ancora da risolvere. Appunto l'incontro di stamattina ha messo in luce, ma direi quasi come una voce unica da parte di tutti i presenti, di questi problemi, e quindi ha fatto emergere la volontà, perlomeno verbale, comunque ufficializzata, di volerli risolvere. Bisogna cambiare completamente prospettiva comunque, nel senso che bisogna cominciare a chiamare le tasse con il proprio nome. Se parlo di IRPEF regionale, ma poi non va alla regione, non devo chiamarla IRPEF, ma devo chiamarla imposta magari statale, e così via. Per cui qui si apre una partita che va sicuramente giocata nel breve periodo, perché altrimenti le problematiche, si diceva anche questa mattina, potrebbero essere anche di carattere sociale. Una volta il cittadino fermava il sindaco per dire, per manifestare il disappunto magari su qualche politica locale. Oggi il tema è: ma quanto si paga, non ce la facciamo più, non si possono avere servizi, per cui è cambiata la prospettiva. Tempo non ce n'è più a disposizione, questo il segnale che ha dato l'ANCI è stato abbastanza chiaro, sia nelle comunicazioni ufficiali che sono state fatte a tutti i rappresentanti di governo, ma anche oggi, nell'incontro di oggi, e per cui se viene fatta qualche azione deve essere tempestiva, concreta
e nel breve periodo. Credo che difficilmente quest'anno si possa superare, lo si diceva anche questa mattina, il patto di stabilità e le problematiche legate agli investimenti, però già riuscire a svincolare le risorse per gli interventi urgenti, io credo non solo che sia possibile, ma è un dovere farlo, perché insomma, scuole che vanno sistemate, messe in sicurezza, i problemi che abbiamo avuto di tipo idrogeologico, soprattutto in Veneto, fanno capire che qua bisogna intervenire, insomma non possiamo attendere. Su questo ecco, va anche, e qui speriamo di avere risposte concrete, anche detto che non possiamo arrivare come l'anno scorso, per cui abbiamo approvato i bilanci di previsione a novembre. E questo, insomma, chiunque ci sente in questo momento e chiunque può capire che così non va, insomma il bilancio di previsione si deve fare inizio anno, se non alla fine dell'anno che precede. Per cui ecco, l'azione che ci aspettiamo, e chiaramente noi su questo, come diceva il collega Piva prima, non dobbiamo allentare la pressione, bisogna essere sul pezzo, ci sarà. Volevo chiedere questo perché all'instaurarsi del Presidente del Consiglio Renzi c'è stata questa missiva che è arrivata da parte del Ministero nei confronti delle scuole, ai sindaci, ai diversi sindaci, perché presentino lo stato dell'arte delle proprie scuole, il bilancio cioè cosa veniva messo in previsione per la spesa da sostenere. E poi ci sono stati alcuni sindaci che sono stati anche richiamati peraltro e quindi si sono sentiti ascoltati, però poi non abbiamo più avuto il continuum di questa situazione. Quindi l'attenzione è stata posta nelle scuole. La prima visita di Renzi è avvenuta tra l'altro in Veneto, proprio ha avuto come oggetto le scuole. Sembrava che questa fosse un'azione che poteva dare delle aperture. Che cosa si è verificato poi? Giusto per aggiornare anche i nostri cittadini, che poi tantissimi sono nonni o genitori di bambini che frequentano le scuole, per cui sappiamo l'importanza anche educativa di vivere in un ambiente che sia, non dico a norma, che è il minimo, però non fatiscente, adeguato anche con la normativa energetica e quant'altro. Chiedo a lei perché lei ha anche una sensibilità che più volte ha manifestato nei confronti di certe azioni e poi anche agli altri, cosa ne pensa? Certo. Allora, diciamo che siamo ancora nella fase in cui c'è stata l'acquisizione dei dati da parte dei comuni. Ogni comune ha potuto individuare una scuola su cui fare un intervento concreto in tempi anche contenuti, in maniera tale che l'intervento che si andasse a fare fosse anche concreto, non dilungato nel tempo. Questo serve a due aspetti. Innanzitutto mettere a norma le nostre scuole, e ne abbiamo veramente bisogno, perché tante nostre scuole risalgono a decine di anni fa, e quindi c'è la necessità di metterle a norma non solo dal punto di vista energetico, ma anche per esempio dal punto di vista sismico. Noi abbiamo purtroppo una normativa antisismica che ci è stata calata sulle teste di tanti sindaci, di tutti noi sindaci, di tutti i nostri comuni, e non ci sono stati dati poi gli strumenti per attuare concretamente per esempio la norma antisismica, che mi sembra uno degli obiettivi primari di cui dobbiamo tener conto. Ognuno di noi ha individuato una scuola, ha fatto questa richiesta alla Presidenza del Consiglio. Ora che cosa avremmo da questo? Avremo la possibilità di sforare il patto di stabilità per quell'importo che abbiamo richiesto. Stiamo ancora aspettando il via libera su questo percorso. L'auspicio è che arrivi il prima possibile, perché possiamo mettere in cantiere tanti piccoli interventi anche durante le vacanze dei nostri ragazzi, cioè appena finite le scuole iniziare subito a fare dei lavori. Infatti non c'era chiesto di fare lavori mastodontici da milioni e milioni di euro, che ovviamente nel giro di 3-4 mesi non si fanno, ma riuscire a fare anche quegli interventi mirati che durante le vacanze scolastiche dei nostri figli possiamo concretamente realizzare. Sono arrivate richieste per milioni e milioni di euro anche da parte di tutto il Veneto. E quello che noi ci aspetteremo, dobbiamo dire anche come sindaci, non è solo la possibilità di sforare il patto di stabilità su questi importi, magari sarebbe anche il segnale che ci attendiamo, e su questo ci sono state date delle aperture, il fatto che ci arrivino anche dei finanziamenti concretamente su questo. Esatto. Perché cioè, al di là di sforare il patto, insomma, vorremmo anche che fosse dato materiale concreto ai comuni per realizzare questi obiettivi.
Sembra lettera morta o ci sarà un proseguo da questo punto di vista? Ma da quanto è emerso dalle varie uscite anche da rappresentanti autorevoli del governo, sembra che l'orientamento sia quello di far sì che l'istruzione, che poi è quello che determina la formazione dei cittadini del domani, sia presa in considerazione in maniera abbastanza ovvia. ANCI Veneto al riguardo ha fatto anche un'indagine, stamattina ne abbiamo parlato, un'indagine su quanto le province, di cosa hanno bisogno le province per far sì a livello in termini di denaro per dare risonanza e per dare risposta all'edilizia scolastica. Vediamo che in testa c'è Vicenza con 60 istituti e 56 milioni di richiesta, poi seguita da Treviso con 46 milioni, Verona 42 milioni di euro, poi c'è Venezia 19 milioni di euro, Belluno 13 milioni, Rovigo 6 milioni e 7. Quindi c'è bisogno di denaro, quindi il denaro mica nasce da i comuni non ce da la niente. farebbero. I comuni non ce l'hanno, anche perché la competenza non è comunale, è provinciale la competenza degli edifici scolastici, però c'è bisogno sia rimpinguato questo capitolo, inevitabilmente lo Stato deve tener conto di questo, inevitabile. Come la vede? La speranza è che ci sia una risposta anche abbastanza rapida, nel senso che però poteva esserci già, sì, sono tutte in valutazione, però è passato un po' di tempo. Sì, no? questo potrebbe essere problematico, nel senso che tutti noi amministratori sappiamo che per fare un appalto, seppur minimo, serve avanzare innanzitutto il grado di progettazione per arrivare all'esecuzione delle opere e l'affidamento dei lavori. Per cui diciamo ora siamo a fine aprile, a metà aprile, ma sono vacanze di Pasqua e quant'altro, diciamo che siamo già a maggio, bisognerebbe riuscire a sapere qualcosa in tempi brevi, giusto per organizzarsi, come diceva il collega in precedenza, per fare i lavori durante le vacanze estive, perché sappiamo che poi è problematico gestire lavori in fase di attività scolastica. Per cui da questo punto di vista c'era anche nella proposta avanzata dal governo, peraltro questo va detto, un'indicazione a velocizzare anche le procedure di assegnazione dei lavori, e per cui l'auspicio è che queste due misure possano venire avanti assieme. La dotazione magari speriamo anche di fondi, e qui vanno appunto suddivise le edilizie per gli istituti superiori di competenza appunto provinciale e quelli comunali, e per cui va capita anche qui la ripartizione delle risorse e soprattutto riuscire a farlo in tempo, perché altrimenti diventerebbe difficoltoso poter gestire. Io spero anche che dei progetti presentati, visto che appunto sempre dalle analisi fatte con l'ANCI, alcuni erano di importo anche, non dico consistente, ma insomma robusto, ci sia la possibilità, se non di attuare tutto l'intervento, magari di realizzare uno stralcio e quindi di poter fare quegli interventi prioritari intanto nel breve periodo. Allora, questo per quel che riguarda gli istituti scolastici. C'è altro margine nella finanza territoriale, che si parlava di lavori pubblici, di altre iniziative che potessero dare un po' di respiro all'economia, perché poi i comuni sono visti un po' quelli che è il volano per il territorio. Ma io credo che uno degli ambiti sui quali dovremmo necessariamente impegnarci, il Comune di Este ha già iniziato a lavorare molto su questo, è l'ambito dei finanziamenti europei. Questa è l'unica fonte dalla quale effettivamente possiamo trarre risorse spendibili e spendibili subito. Faccio solo un esempio per capirci. Noi abbiamo voluto investire sull'ampliamento della rete di teleriscaldamento che deriva dall'uso dal rifiuto umido, e abbiamo ottenuto un finanziamento di 2.400.000 euro partecipando a un bando di
di finanziamento dell'Unione Europea, e su questo abbiamo poi realizzato un bando pubblico che ha consentito al privato che è stato individuato di mettere altri 4 milioni e mezzo di euro. Stiamo parlando quindi complessivamente di un progetto di 6 milioni e mezzo di euro che oggi si sta concretamente realizzando a Este. Vuol dire che stanno lavorando imprese, questo alla fine gli investimenti per noi vuol dire ridare modo alle imprese di ricominciare a lavorare e rimettere in circolo l'economia. Questo riusciamo a farlo ormai non solo se pensiamo di andare a prendere le risorse dai nostri cittadini. Con le risorse dei nostri cittadini a malapena ci paghiamo le spese correnti, cioè come funziona la macchina amministrativa. I finanziamenti di questo tipo dobbiamo andarli a cercare fuori. Il fuori è l'Europa. E questo è uno dei temi sui quali anche il disegno di legge del Rio ci sta cercando di indirizzare e spingere. Creare aggregazione fra i nostri comuni, perché solo insieme riusciamo ad avere quella massa critica che ci consente di andare in Europa e portare nei nostri territori finanziamenti. Questo è l'argomento che voglio adesso affrontare anche con voi, approfondirlo anche meglio, perché poi ci sono anche altri ambiti dove si potrebbero attingere degli importanti finanziamenti dall'Europa, dove l'Italia fa poco, ma anche perché ha progetti di ben poco valore, di ben poco peso, per cui alla fine sono pochi i soldi, anche se sembrano tanti, in realtà sono pochi. Fare sistema come in che termini? Torniamo anche sul decreto del Rio, tra poco dopo la pubblicità.